Celebri titoli operistici, grandi nomi della musica internazionale e come da tradizione qualche astro nascente nel panorama nazionale e non solo. Comune di Treviso e Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale presentano la stagione lirica e concertistica del Teatro Mario del Monaco, curata dal direttore artistico Stefano Canazza. 10 appuntamenti, 3 opere, 6 concerti e una matinée per le scuole che vanno ad integrare il cartellone di prosa 2023-2024, tutta un'altra storia. Una stagione che conferma la vocazione musicale del teatro trevigiano, che da fine ottobre a maggio sarà protagonista di appuntamenti di caratura internazionale, un programma che ambisce ad attirare un pubblico sempre più numeroso. Presentiamo la stagione concertistica e lirica in una città che ha una grande vocazione proprio sulla parte musicale e ci sentiamo anche la capitale della lirica italiana, quindi ringrazio il Teatro Stabile del Veneto, ringrazio il nostro direttore, il maestro Canazza, che ha saputo fare un lavoro straordinario quest'anno ed è un continuo crescendo negli anni perché il pubblico è entusiasta, gli abbonamenti aumentano, gli ingressi continuano ad aumentare, segno evidente che la nostra programmazione è sempre più di qualità e sempre più apprezzata. Quindi vi aspettiamo al Teatro Comunale di Treviso, vi aspettiamo per godere le bellezze di una stagione lirica e concertistica di altissimo livello e quindi godiamoci le bellezze della cultura di Treviso. L'inaugurazione della stagione del teatro è affidata a una delle opere più rappresentate e amate dal pubblico di sempre, la Bohème, in programma dal 27 al 29 ottobre. Il capolavoro di Puccini torna in scena a Treviso con un nuovo allestimento che vede una coproduzione tra Comune Teatro Mario del Monaco, Comune di Padova e Comune di Rovigo, Beppi Morassi alla regia e Alvise Casellati alla direzione dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Ambientata a Parigi intorno al 1830, la Bohème racconta la storia d'amore della ricca amatrice Mimì e del poeta Rodolfo, impegnati ad affrontare le difficoltà di una vita povera con spirito di avventura, finché la realtà non finisce per schiacciarli. Una stagione importante che cresce nei numeri, cresce nel valore degli spettacoli. Avremo 3 titoli operistici, 6 concerti e un concerto fiaba dedicato alle scuole, quindi una stagione che si conferma in crescita. Dopo i difficili anni passati siamo riusciti a mettere in piedi un cartellone di tutto richiamo, teatro di tradizione, titoli di tradizione come Bohème, Barbiere di Siviglia e Tosca, e quindi partiamo con il botto e ad ottobre sarà una grande stagione lirica e concertistica al Teatro Comunale Mario del Monaco.